Povertà in Veneto? Sì, purtroppo. Abbiamo oltre 600.000 persone in Veneto, quindi vuol dire grosso modo il 10% della popolazione che vive in un livello di inadeguatezza se non di povertà. Quindi a un livello nel quale si tocca la dignità delle persone. Le famiglie e le imprese nel Veneto hanno bisogno di attenzione. Abbiamo una tassazione e dei pesi che gravano sulle famiglie e sulle imprese che devono essere rimossi. Il Veneto, per sua tradizione, è laborioso, è impegnato, è uno che non chiede aiuti, ha bisogno che siano rimossi dei pesi, che siano rimosse delle normative burocratiche, che siano tolte delle imposizioni inutilmente gravose sulla sua vita quotidiana di lavoratore o di responsabile di una famiglia con figli a carico e con responsabilità appunto quotidianamente incidenti sulle sue scelte. Bisogna alleggerire, non bonus, ma togliere pesi, togliere le cose che gravano sulla vita delle famiglie e delle imprese. Le soluzioni ci sono, moltissime. La Regione può fare innanzitutto non aumentando le aliquote su alcune imposte, la cui decisione spetta alla Regione. Bisogna continuare con un'attenzione speciale, perché se impoveriamo le famiglie e le imprese, la nostra decadenza sarà ancora più accentuata.